Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore, ecco, sei un fiore. Svegliati una buona volta e smettila di sognare. Sai cosa ti dico? Tu fai schifo sempre, da mattina alla sera fai schifo sempre, quando scendi per strada fai schifo sempre, quando leggi o giornale fai schifo sempre, fai schifo sempre. Tu sei un fiore profumato, Così una rosa. vai, male che non te ne vai. Fai schifo Trascorrerei la mia vita a scriverti poesie, a parlarti d'amore. Come ricompensa mi basta un tuo sguardo, un tuo sorriso. Se da facci a vedere fai schifo sempre, fai schifo sempre. La bocca più dolce, una ciliegia. Vai, male che non muore mai. Quando te vedo provo lo stomaco e sai perché tu fai schifo Ma come? sempre. Io ti dico delle frasi meravigliose. Io sto morendo d'amore per te e tu mi tratti così. Ma chi credi di essere? L'unica donna che c'è sulla terra, credi di essere? Ma sai che ti dico? Tu fai schifo sempre, la mattina alla sera, tu fai schifo anche di notte. Un fiore, una rosa, ma sta cosa brutta, sta cosa curiosa, ma è arrivato Sofia Loren, un fiore, ma quale fiore? Una ciliegia, ma che ciliegia? Non si manca una mera fragile. Lei si illudeva di essere un fiore e io poi veramente ti dicevo che ero un fiore. Ma quale fiore? Quale rosa? Una rosa? Ma chi ti conosce? Chi ti sa? Dov'è te? Questa non l'ha scritta il Da Vinci, inteso no come Leonardo ma come Sal. Questa l'ha scritta i Pandemonium e facemmo omaggio alla nobile lingua partenopea. I Pandemonium, tu fai schifo sempre. Che non mi pare però, carissimo Max, Max del Papa naturalmente, primo grazie per essere gratis con noi, gratis et amore nostro, nostrum, come si dice, amore nostro, sì, è un ablativo latino, quindi amore nostro, gratis et amore nostro, sei con noi anche questo giovedì. Perciò, eccoci qua. Perciò mente, grazie. In primo luogo. Secondo, non mi pare però che chi sta la colonna sonora migliore per introdurre il tuo Pandemonium Tour, che sta una cosa seria, non una cazzata così. Questa è una cazzata, mentre il tuo tour è una cosa seria. Lo voglio dire. Sì, è per me è una cosa seria. Poi bisogna vedere. Però si può introdurre una cosa seria con una gran cazzata. Ma no. Per me questa è una canzone che mi allarga il cuore. Altro che perché? Perché? Perché è bella, perché è poetica, perché mi ricorda i miei Sanremo 79. Sanremo 79. Stavamo 14 anni ancora. Certe volte 15 anni. Certe volte Max mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita? Io, una persona così insignificante vicino a te che sembri una stella. Che sei una stella, perché tu sei bella, sei fragile, sei un fiore. Sono bella. Scelta te guagliò, tu fai schifo sempre, capito? Poi però
abbiamo il patriarca che si reincazza alla fine, gli dice alla donna: ma vai a fare in culo tu, fai schifo tu. Quello che è giusto è giusto. Dici? Insomma, non è che si può sempre ma soprattutto, tira oggi, tira domani, ma soprattutto, tira oggi. ma soprattutto Ma anche io, a me è capitato, ma io voglio dire, io mi faccio schifo da solo, come diceva lo zio Frank, quindi Dio Cristo, no, dico anche a me mi è capitato, porta pazienza oggi, porta pazienza domani, porta pazienza dopodomani, poi un bel giorno, sai che c'è? che succede? Sparisci tu o sparisco io? Ascolta, però tu sei uno strunzo milanese, perché te sei anche sei stato a prendere a male a Da Vinci, che minchia, c'è un cognome non si può dire che... E ce l'hai con la Selvaggia, ma che ti hanno fatto questi due? No, insomma. Mannaggia Marò, che ti hanno fatto? Dillo tu, con la Selvaggia ce l'ho, nel senso che ce l'ho con Travaglio. Sì, ma perché... ti sei tirato fuori il partito qui... azienda. Il partito azienda riferito a Travaglio mi è piaciuto assai. Naturalmente stiamo parlando di un pezzo che Max ha scritto sul suo Substack. Che cos'è Substack? È un posto dove si scrive. Lo trovate, il link, come si suol dire, a parte che è facile trovarlo comunque, sulla pagina Facebook di Radio Libertà, il nostro post che introduce la conversazione di oggi, peraltro scomodando uno importante, perché abbiamo una citazione oggi di quelle notevoli. La vuoi sentire? Sì. La vuoi sentire? Sentiamo tutto. Allora, la citazione di oggi che introduce alla nostra mirabile e invidiabile conversazione è codesta. 2 punti, virgolette. Si purificano insozzandosi con altro sangue, come se uno, cacciatosi nella melma, si detergesse con la melma. Se qualcuno lo vedesse far questo lo riterrebbe folle. E rivolgono preghiere a queste statue, come se uno si mettesse a conversare con le mura delle case, non sapendo chi sono gli dei né gli eroi. Questo qua ci aveva visto mica male, Stiamo parlando dell'oscuro, l'oscuro per eccellenza, che però era molto chiaro, secondo me, più che oscuro. Cioè Eraclito, niente po' di meno. Ma sai, questa qui è un'ora di cultura, è un'ora di cultura questa, faccio passare un'ora di cultura. Non si inventa niente, cioè l'uomo è sempre quello, la meschinità dell'uomo è sempre quello, però non cambia mai, non frase, mai. Questa frase qui però io la metterei come mio epitafio, la voglio sulla tomba: si purificano insozzandosi con altro sangue, punto. Sì, cioè anche questo non cambia mai, appunto. Anche questo non può cambiare, nel senso che siamo lì e questo non aveva ancora scoperto i giornalisti, no? Eraclito. No, non ancora, no. Perché di questo si tratta. I giornalisti si purificano insozzando con l'altrui sangue, cioè l'agonia, la diffamazione, la cosa. E io sono molto distaccato oramai. Non mi importa più di niente di questo mondo che peraltro è orribile. Non riesco a capire... ancora qua quelli che seguono tutte le cose, le circonvoluzioni, Trump, la destra, la sinistra, il referendum. Io francamente, poi ovviamente salterà fuori il nostro simpatico amico urlante Howling Wolf. Ma che vuole l'ottimismo, non vai da nessuna parte. Che vuole l'ottimismo, perché però io francamente... Adesso finché si scherza, qualcuno poi ci rimprovera che lo prendiamo per il culo. Io non sto prendendo per il culo Nicola, sia ben chiaro. Lo dico in primo luogo. No, io no, perché lo ammiro come gli dei e gli eroi di cui parlava Eraclito, ma totalmente. Perché egli si è costruito un piedistallo eroico e in virtù di quello sta in piedi. Ecco. Sta in piedi. Molti altri senza piedistalli borlano giù, come si dice a Milano, borlano giù. Hai capito? Lo so, però poi bisogna anche capire qual è il prezzo. Io adesso finché si scherza, si sta al gioco, ci si prende in giro a vicenda, va bene. Però io di farmi anche tracciare la morale dell'ottimismo da chi vive da 45 anni nell'attesa messianica di Bossi che ci ha indicato la strada e che ci salva, insomma sono passati 50 anni, il mondo è cambiato 1000 volte. Oggi, quindi io... Vivere nell'idolatria del passato, peraltro,
non mi pare una cosa, uno lo vuol fare, ha i mezzi per farlo, No, non a ha i sto mezzi punto, per a fare sto altro. punto Nicola ha il Io diritto di non ho replica. nessuna voglia di Nicola ha il diritto di facesse quello che replica e di vuole. intervento. Mi spiace, Ma Max, sì, tu ma non sarai facesse d'accordo, ciò ma che vuole. questa è casa mia e qui comando io, come diceva Io, Erodoto. giusto. Sì, E no, ma qui- infatti e quindi io però tu capirai che insomma mm, vivere ancora nell'attesa messianica retrospettiva di 50 anni fa, perché il cambiamento, le cose. però io ti faccio un'osservazione, ma chi siamo noi per giudicare? Signori della Corte, chi siamo noi per giudicare? Giusto? Esseri provvisti di ragione e di pessimismo, per cui esseri che possono anche capire quando il mondo o la realtà o il tempo o il personaggio ci ha preso per il culo. Perché uno poi non può vivere dell'illusione retrospettiva a vita. Questo va bene, d'accordo, non mi appartiene, non voglio dire da che cosa è, però non mi appartiene. Io per esempio non mi illudo neanche sul futuro. Questa cosa del referendum non mi appartiene. Io già se me lo chiedi, ho già pronto una prospettiva di questo referendum, che secondo me ha tirato fuori tutto il peggio, proprio l'assurdità, l'insipienza italiana. Cioè, questo è un referendum dove è venuto fuori di tutto, di peggio. In che senso? La maleducazione. Insomma, quello che dice che chi vota da una parte sono mascalzoni e mafiosi, quell'altro che Poi risponde faremo i conti dopo. Ecco, i magistrati che dicono no, se ti trovo ti faremo i conti, no? Sono magistrati della Repubblica, faremo i conti, tireremo la rete. Ascolta, però cioè, io qui uno stato malavitoso. apro una parentesi, ma quello lì chi è che lo prende sul serio? Io lo prendo sul serio. A parte le centinaia di arresti che ha fatto, che poi sono stati tutti, diciamo, rivoltati in libertà. Però sì, per questo che è da prendere sul serio, perché uno così per me diventa pericoloso. Perché uno che comunque proprio ti sbatte dentro a centinaia, dice tiro la rete, facciamo, lo prendi sì sul serio, questo c'ha in mano, c'ha in mano le chiavi della tua libertà e anche della tua sopravvivenza, perché se questi ti sbattono in galera e ti sputtanano, tu fai la fine di tortora, non ne esci più vivo. Questi hanno quel potere lì e nessuno glielo toglie, nessuno glielo limita e vogliono mantenerlo. Però dall'altra parte c'è una destra che le ha scelte tutte per perderlo sto referendum. Ma il tuo naso cosa ti dice a livello di te lo dico subito, umore fermo popolare? restando che lo perde, che è perso. Sì, te lo dico subito. Allora, facciamola breve perché poi qua ci sarebbe da parlare. Ancora una volta, allora questo referendum lo ha indetto la destra, in particolare lo ha indetto Forza Italia per ragioni di sopravvivenza, cioè per far vedere che aveva ancora qualcosa da dire. La destra con non troppa convinzione gli si è andata dietro. Adesso a questo punto, tra le uscite di Nordio, quell'altra tipa, quella lì, la Zarina, eccetera, cose da pazzi. La sinistra ha imposto l'agenda ancora una volta, la destra gli è andata dietro. Non ha parlato minimamente dei contenuti concreti che investono il cittadino, ma ha scelto di dare domande e risposte come voleva la sinistra, è caduta in tutti i tranelli. Io penso questo, che il referendum è perso comunque, perché se lo vince al 51% non avrà mai la forza, il coraggio, la voglia, la destra di portarlo avanti sul serio, lo lascerà lettera morta come nei vari pacchetti, perché se lo vince al 51% cominceranno tutti a dire che comunque è una vittoria di Pirro, una vittoria risicata, che in realtà è perso, eccetera. Se lo perde, peggio mi sento, se lo perde la Meloni va a casa, ma sparisce proprio dalla politica. E se lo perde, il Forza Italia ci sfila subito e si lega al PD come nei fatti è già per volere degli eredi di Berlusconi. Quindi viene meno la maggioranza, viene meno il governo. Mattarella non ci pensa un attimo nel indire un interim il più a lungo possibile, dato a uno del PD, e sono anche, mi prospetto anche questo, sarà un'esagerazione, ma io me la prospetto. Si scatenerà subito la caccia all'uomo di destra,
come diceva quel magistrato, faremo i conti perché loro queste cose le avvertono, le sentono, le prevedono, si scatenerà la caccia all'uomo, quelli dei centri sociali andranno a fare provocazioni, terrorismo a Prato Basso mandati dalla sinistra, succederà uno scenario di caos totale per il quale per me il Colle potrebbe anche indire lo stato emergenziale sull'esempio di quello del Covid, cioè tutti dentro, nessuno si muove e per 2 o 3 anni finché le elezioni non sono chiare che le vince la sinistra, nessuno esce. Troveranno una ragione, troveranno una sicurezza, troveranno un'altra influenza, però per me si rischia anche questo. Questo è quello che vedo io. Sei apocalittico. Sì, uno stato repressivo, autoritario, emergenziale. Però sia chiaro che questo referendum, come va, perché io non la vedo molto che questo referendum passi ai sì per l'80%. Se passa per il 51% o per il 52%, li fanno a pezzi. Beh, pur Diranno sempre... che comunque non significa niente. E siccome in questo paese l'agenda intellettuale, giornalistica e anche politica la traccia la sinistra, questi vanno a casa. Hanno dato il peggio di loro, non sono stati capaci né di comunicare né di avere una dignità. Se la sinistra dà il peggio, io lo do per scontato, con tutti quei guitti, quei buffoni, i cantanti, le minacce, le provocazioni. Che la destra sia scesa a quel livello e sia cascata in tutti i tranelli è una conferma di cui non avevo bisogno. Per cui figurati se io sto lì ad appassionarmi. Ecco, però spiegami, facciamo un passo indietro, poi vediamo anche cosa ne pensano gli ascoltatori, le ascoltatrici che possono commentare. Che ne pensano? Penseranno che io sono porto sfiga. Tu sei un pessimista, il pessimismo non che vuole, l'ha detto anche Zaia. Porto sfiga, porto male, sì. Allora, possono commentare gli ascoltatori via WhatsApp, anche audio se vogliono, al 340 6709 659. Oppure quando apriremo le linee allo 02 intervenendo in diretta allo 02 92 94 7222. Metto tra parentesi la questione del referendum. Io per quanto mi riguarda, se vince il no scappo dall'Italia insieme alla Bartolozzi, ma di sicuro, senza nessun dubbio, verso il Portogallo, che mi piace tanto a me il Portogallo, perché c'ha il mare, c'ha la montagna, c'ha la pianura, c'ha la cultura. Potrebbe essere un'occasione per cambiare vita veramente. Sì. Sì, ma ce lo faranno fare? Mi scappo con la Bartolozzi. O senza, anche senza la Bartolozzi scappo lo stesso. No, anche senza. Anche senza, forse è meglio. Comunque, al di là di questo, Max, metto tra parentesi il tema referendum, sul quale però stimolo gli ascoltatori e le ascoltatrici a intervenire ad loro libito, scrivendo al 340 6709 659. Tra l'altramente ha scritto già anche Franco, che però non ho capito cosa ti ha scritto, Franco. Non so perché sto parlando come Nicola, che invito a intervenire, perché naturalmente ci dà la scossa, ci tira un po' su perché noi siamo pessimisti, cioè il pessimismo va da nessuna parte. Allora, buongiorno, scrive Franco, vorrei ricevere la canzoncina sul referendum, che non so se si riferisca a Tu fai schifo sempre, che non era però concepita come canzone per il referendum, bensì per introdurre il nostro Max e il Pandemonium Tour, che è una cosa seria, nonostante io oggi l'abbia buttata in vacca così, diciamo, mica tanto, perché quella canzone lì ha una sua dignità, no? Come dicevamo prima. In ogni caso non era stata concepita per il referendum, però Franco me l'ha letta in questa chiave, in chiave referendaria. Tu fai schifo sempre. No. Allora, apocalittico mica tanto, scrive Paolo, a proposito di Max. Ho 77 anni e ne ho viste. Amen. Quindi mica troppo apocalittico il nostro Max. Chi ha una certa età non si stupisce perché ne ha viste effettivamente. Sì. Chi ha una certa età sa che tutto quello che puoi pensare di peggio è vero. Allora, poi va sempre oltre. ci manda un video, un ascoltatore, io non so cosa sia, vedo la sagoma di una persona che mi sta molto cara, Giuseppe Conte, e però non so che cosa contenga il video, per cui se Simone mi dà una mano lo mandiamo in onda e vediamo che cos'è. Questo è Giuseppe Conte. Questi sentono l'odore del sangue, questi aspetta, i Conte, i Gratteri, questi sentono l'odore del sangue, ce l'hanno sulle zampe. Questo ascoltatore mi sa che ci ha fatto un regaletto interessante con questi 25 secondi di Giuseppe Conte, 9 marzo 2020. Sentiamo un po'. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Minchia. Non ci sarà più una zona rossa,
non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Porca la malora, che regalo che ci ha fatto questo ascoltatore, Sì, Max. posso dire una cosa? Sì, ecco, partiamo da questo, no? Non è, non è tanto quello che veniva detto all'epoca, che comunque era totalmente, stravolgeva totalmente la Costituzione e la democrazia. Però dico, ammettiamo per un attimo che Conte, che in realtà agiva, ricordiamolo sempre questo, sotto dettatura di Pechino. Conte leggeva le veline da Pechino, ok? Ecco, e ho detto tutto. Mettiamo pure il caso che all'epoca ci fosse la convinzione in buona fede che tutto questo fosse necessario. Dopo 6 anni abbiamo capito che non era affatto necessario, era sbagliato, era deleterio, era illecito, era micidiale. Quello che pesa è la mancata resipiscenza, il non chiedere scusa, il vantarsi e il continuare ancora oggi, a distanza di 6 anni, a difendere quelle scelte e ad avere lo stesso approccio. Ecco perché io sono convinto che può tornare, perché questo paese non fa mai i conti col suo passato, specialmente se losco. Quindi tutto quello che di aberrante c'è stato torna, appena può torna. Cioè Conte domani mattina si presenta, lui o un altro, e dice le stesse cose. Max, non è il passato, è il presente. Sì. Max, stamattina abbiamo degli ascoltatori stimolanti, perché c'è un altro ascoltatore che mi manda un ricordo, anzi una frase, era ciò che Marco Pannella, disse una volta su Travaglio. Sei un poeta del racconto delle varie forme di merda, perché in te c'è la passione del male e non dell'amore e della verità. Ho controllato, Marco Pannella lo disse veramente, ho controllato, è proprio così. Sei un poeta del racconto delle varie forme di merda, perché in te c'è la passione del male e non c'è l'amore del vero. Drastico, diciamo così. Però te la sei presa anche tu. A me è piaciuto però il fatto che tu abbia associato costui al partito azienda. Non è male come definizione. Non io, ma lui. Cioè Travaglio è diventato grande, lanciato da un Montanelli evidentemente già in fase senile, perché Montanelli nell'ultima sua fase ne ha sfornati tanti di soggettini così, che poteva benissimo, questo Severnini, poteva benissimo lasciarli dove erano. Va bene, l'ha tirato fuori. Travaglio è diventato adulto e adesso vecchio, perché abbiamo la stessa età, nell'urlare al partito azienda, al partito mafioso, politica e Mediaset, quello, quell'altro, Berlusconi, la mafia, Dell'Utri, la corruzione, il partito azienda, la mancanza di democrazia. 30 anni, ci ha fatto carriera. Oggi noi abbiamo tutti i suoi sottoposti, chiamiamoli così, che vanno a Mediaset, vanno avanti e indietro. Abbiamo questa Lucarelli della quale nessuno dice niente, la quale in scioltezza, io l'ho scritto, passa da Ballando con le stelle al Grande Fratello. Vuol dire da Rai a Mediaset, avanti e indietro, dalla Carlucci alla Maria De Filippi, e poi dopo la 9, la 7, quello che vuoi. È più partito azienda di questo. No, questa è la consacrazione. Ci sono tutti i contorni, no? I Peter Gomez, quell'altro come si chiama, Sommi, eccetera, eccetera. Occupano larga ma poi c'è anche altra gente che non mi va di nominare, che dopo aver scritto su qualche giornalino che Berlusconi, che Costanza era pericoloso per la democrazia perché era piduista, eccetera, faceva dire a quell'altro, il compare, quello che è sparito, se n'è andato, quello, come si chiamava, quel mezzo comico esagitato, Luttazzi. Sì. E poi dopo è finita la corte di Costanzo, gli faceva le prefazioni ai libri. Ecco, e Travaglio muto. La Lucarelli va al partito azienda e Travaglio muto. Allora qual è la morale? Quella dei grillini era un altro momento. E il Corriere della Sera... Travaglio era un altro momento. Come mai sta zitto? E l'avrai vista, no Max? Il Corriere della Sera dà una pagina intera di intervista a Lucarelli per spiegare questo fatto epocale, storico. Sì, anche Repubblica. Che ci cambia la vita. Cioè, e questi sono gli intoccabili. Però io
Questi Però hanno c'è ancora logiche aziendaliste, hanno dietro i manager, hanno dietro il giro di soldi. Ma scusa, ma mi stupisco di Travaglio. Ma c'è ancora qualcuno che dice ma Come mai? il Travaglio gliele canta chiare a tutti, non ha rispetto per nessuno. Questo non è vero. Sì, gliele canta chiare, tranne a quelli a cui non bisogna cantare, quando non fa comodo. Non è vero che le canta chiare. Travaglio ha un giornale dove c'è una propaganda assassina per... Vabbè, Putin lo sappiamo perché Putin è l'uomo della provvidenza per Travaglio. Cioè, Maduro, l'Ayatollah Khamenei, Hamas, e i columnist si chiamano Massimo Fini, Francesca Albanese, Orsini, Elena Basile, Alessandro Orsini, Alessandro Robecchi, cioè tutta gente che è Franco Cardini, cioè siamo alle estreme delle estreme della sinistra e della destra. L'antioccidentalismo, quello in purezza, quello stupido, no, loro non sono stupidi, sono stupidi quelli che lo leggono e non si accorgono, perché l'antioccidentalismo, quello in purezza, no? È quello che preferisce le dittature di sinistra o di destra. L'antioccidentalismo in purezza sale dalla caduta di Mussolini, da destra perché gli americani l'hanno liberato da Mussolini, e da sinistra perché gli americani hanno impedito che si finisse sotto l'ombrello dell'Unione Sovietica. E questo continua, questo va avanti. E Travaglio, che è nato come uno di destra, si è rimesso a fare lotta continua peggiore, allora, 50 anni dopo, Max, con un fanatismo. Poi la gente che non ha gli strumenti culturali dice gliele canta chiare a tutti. Certo. Qui è una mancanza di strumenti culturali. Dobbiamo fermarci un attimo, lo amiamo, ma cito Mario nel frattempo che ci ha scritto via WhatsApp che la destra sia andata dietro alle provocazioni della sinistra, vero, ma che il no vinca, non mi trovo d'accordo con Max, anzi vincerà il sì con largo margine. Vinceremo. Non so da dove tragga le sue conclusioni, visto quello che avete detto di uno dei principali fautori del no. Scrive Mario, che saluto e ringrazio. E poi dalla realtà. E poi andiamo avanti. Mario ragiona con la desiderio. Anch'io vorrei che non andasse così, però mi tocca essere realista e non mi sbaglio. Ci sentiamo tra 2 minuti. Bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci con Max Del Papa, adesso apriamo anche le linee telefoniche per chi volesse intervenire, 02 92 94 7222, intanto ti giro i messaggi che sono arrivati nel frattempo via WhatsApp al 340 6709 659, vi ripeto per la diretta se volete intervenire 02 92 94 7222. Ci scrive un ascoltatore, te lo giro subito, puoi chiedere a Max di spiegarci chi è il dottor Stramezzi che ai tempi del Covid era perculato alla grande in TV?
Il dottor Stramezzi è un medico che si è espresso subito in maniera critica sui vaccini, che offriva delle terapie alternative insieme a molti altri medici, sul quale si poteva concordare o dissentire. Personalmente è un amico, anche se mi divide da lui tutto l'aspetto della faccenda politica, perché lui è un putiniano vero, e quindi io su questo non posso seguirlo. Però posso dire che a livello personale è sempre stato una persona e un medico con me gentile, affettuoso, sollecito, si informava, mi chiedeva, mi mandava preparati, farmaci che poi ero libero di seguire o meno. Ed è uno che ha curato molta gente perché glielo chiedevano, andava a curarli a domicilio quando davano il divieto di uscire, quando molti medici se ne lavavano le mani. Ha scelto i suoi metodi, è caduto in coma, è stato trovato in coma, è rimasto in coma alcuni giorni e si è scatenata la peggiore viltà dei soliti che ridevano, lo prendevano in giro, ridevano, godevano se moriva. Addirittura sono arrivati a dire, vedi però, adesso che è in coma si è rivolto ai medici, alla medicina, agli ospedali tradizionali. E dove doveva andare? Da un maniscalco, con tutto che lui, essendo in coma, è stato trasportato incosciente, non ha scelto niente, ma dove doveva andare? Cioè, quello che a me è stato dimostrato è che anche davanti alla morte, perché questo ormai era più di là che di qua, si è scatenata una gogna vile sul cadavere, di prese in giro, di ironie, e qui di festeggiamenti. torniamo a Erodoto, si purificano insozzandosi con Dopodiché altro lui sangue. si è salvato, io gliel'ho detto, gliel'ho anche detto perché siamo amici, sei una testa di cazzo, cioè ho fatto un coccodrillo così bello, così commovente e tu ti salvi. Me lo sono sprecato, cioè hai fatto 30, potevi arrivare fino in fondo. No, però insomma sono contento di essere stato profetico, perché io chiudevo quel coccodrillo dicendo esci da quel cazzo di coma e poi dovremmo andare a mangiarci una pizza alla faccia di chi ci vuole male, perché tanto, cioè le cose che hanno raggiunto lui in coma erano le stesse che poi raggiungevano me quando avevo il cancro e l'avevo detto che era stato per colpa del vaccino. Mi dicevano ma come mai non muori? Perché sei ancora vivo? Allora il cancro non ha fatto il suo dovere, speriamo che ti torni, speriamo che te ne venga un altro. C'è una roba che, ecco, io per come conosco Stramezzi, possiamo avere tanti motivi di divisione, ma mai l'avrei sentito, mai l'ho sentito dire qualche cosa di lontanamente paragonabile ai suoi detrattori. Ma come si può arrivare a questi livelli? Ecco chi è. Allora, adesso abbiamo delle telefonate, sode a destra uno squillo di tromba ed è lui. Buongiorno. Pronto! Buongiorno. Buongiorno. Pronto! Prego. In alto i cuori! In alto! Ridete pure! Ma la risata libera, ti libera! Certo, è una forma anche proprio per star bene anche in salute. Una risata quanto vale? Quindi non c'è problema di ridere o non ridere. L'importante è sapere dialogare, non avere queste visioni apocalittiche. Esatto. E quale errore? Sono Ma d'accordo. ricordatevi, io vengo da una famiglia, cioè se voi avete fede, adesso mi tocca parlare di fede, per carità, va bene. Ma guarda, io all'inizio, d'accordo, eccetera, quando mi sono trovato al lavoro, ho rischiato di perdere vita in un incidente stradale. Ok? Mi sono salvato, non so, perché io ho perso i sensi da un'uncalastria, sono sceso, la macchina è andata per conto, non correvo neanche forte, d'accordo, ecco, è andata addosso un platano, l'ha preso in un certo modo e io mi sono salvato, mi sono risvegliato in ospedale, ok? Bene, io sempre poi penso com'è successo sta cosa, ce l'ho ancora fissa perché è successa 40 anni fa, perché avevo appena cominciato il lavoro, tuffandomi nel lavoro dopo gli studi, eccetera, ok? Sì. Va bene? Ecco, benissimo. Quindi dentro di me c'è sempre questa riflessione, in qualche modo. E dico, siccome vengo da una famiglia, per carità, no? Dove si parla di fede continuamente, la si viveva sempre, no? In famiglia, in casa, no? Proprio sto legame forte, ma di vita vissuta, capite? Ecco, questo voglio dirvi, ecco. Quindi io dico, qualcuno è intervenuto
è intervenuto È morta Enrica Bonaccorsi. Credi che sia stato un intervento Capito? divino? Perché quando tu la macchina, ok, tu perdi i sensi e la macchina segue, va e si ferma di frontale al prato, di fianco, in qualche modo mi ha salvato, eccetera. Io mi sono risvegliato in ospedale. Allora, Nicola, ti ringrazio, ci vuole la fede, abbiamo capito, sotto tutti i punti di vista. Religioso, do una notizia, è morta così. Enrica Enrica Bonaccorsi. Bonaccorsi, sì. 80 anni. Mi dispiace. No, quanti anni aveva? No, 76. È del 49, 76. 76 anni, esatto, sì. Mi dispiace. È morta malamente, diciamo, malata malamente, mi È pare. morta di un cancro al pancreas. Dopo aver subito un intervento a cuore aperto di 8 ore 2 anni fa. È morta. Vabbè, lasciamo perdere perché non ho voglia di altre polemiche. Io lo so di che cosa è morta, lo sapeva anche lei. Allora, abbiamo un'altra telefonata, Max. Pronto? Sì, buongiorno signor Del Papa. Allora, Buongiorno. il suo catastrofismo... Se riesce a togliere il viva voce è meglio, perché la sentiamo con una... Allora, il suo catastrofismo, che io non condivido, però rispetto, forse si poteva attuare, si sarebbe potuto attuare se in America, negli Stati Uniti, ci fossero stati ancora i democratici e i neocon, come ai tempi di tutte queste stupidate che 6 anni fa ci hanno, cioè stupidate è un eufemismo, ci hanno fatto vivere, ma essendoci Trump e il piano Trump, perché Trump è una persona ma dietro a lui c'è proprio un progetto e non verrà attuato, per cui anche quel signore che anche se vince il no, che cosa che io non mi auguro, il signore che c'è a Roma, il signor Mattarella, io non dico presidente perché non voglio va bene, non ci rappresenta, non ce l'ho contro l'istituzione, ma in sintesi, esatto, ecco, cioè quello che sta occupando lui da più anni, da troppi anni. Al dunque, signora, dobbiamo essere sintetici. Quindi non si effettuerà, non verrà attuato il piano catastrofico della chiusura, il golpe, eccetera, eccetera, perché in America e negli Stati Uniti c'è un piano diverso, per cui il piano non comprende quello. Grazie anche a lei, mi ha capito. Trump è la garanzia che non succede niente di male. Questo è molto significativo di un genius loci italico, cioè ci salva qualcuno, ci salva Trump. Io non sono molto convinto che Trump perda tempo a salvare l'Italia. È più probabile che Trump la molli anche al suo destino, cioè che noi finiamo un enclave euro-islamista, come siamo già. Per questa idea che arriva Trump e ci salva, come una volta ci poteva salvare, che ne so io, Mussolini, Giulio Cesare, eccetera, è molto italico, mai cavarsela da soli. Pensare sempre che per quante cazzate si faccia, arriva quello e ci salva. Attenzione, perché bisogna essere, io non voglio adesso impegnare più che tanto i bravi lettori, anche quelli che, essendoci salvati loro 40 anni fa, pensano che va tutto bene. Però io all'amico Nicola vorrei far notare che se lui dopo 46 anni sta ancora aspettando il secondo avvento di Bossi, evidentemente non è andato tutto bene, perché sennò il problema era risolto. Vorrei far notare che sono contento che lui si è salvato e può continuare a urlare l'ottimismo. Però dico, i genitori del piccolo Domenico, al quale hanno aperto il corpo e aperto un cuore di ghiaccio e non si è salvato, allora non vale per loro. Per tutti i ragazzini che finiscono male sotto le bombe, non vale, vale solo per Nicola. Io non la vedo così. Inviterei però quelli che scrivono, che telefonano, a considerare che io non ho detto che il referendum si perde fisso. Io ho detto che è perduto anche se vince di una misura. Perché se vince del 52 o del 55 sarà come averlo perso, perché tutta la comunicazione di sinistra, che è quella preponderante in questo paese, avrà buon gioco nel dire sì, però abbiamo pareggiato, è una vittoria di Pirro, vi dovete dimettere. E io mi gioco la salute che non ho,
che andrà così, poi ci daremo risposta fra 2 o 3 settimane. Se passa all'80% mi sto zitto, se passa al 55, 58, 60 diranno e la Meloni non avrà mai il fegato di portare avanti questa riforma. Ci daremo risposta. Abbiamo un'altra telefonata, poi però devo dar conto di altri messaggi via WhatsApp. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio. Fabrizio, buongiorno. Allora, a me piace quando voi discutete e parlate di questi argomenti, perché quello che mi piace, che io sento quando vi ascolto, è la sincerità di quello che dite. Questo è vero. Cosa che invece purtroppo in televisione o quello che si legge sui giornali, vedi giornalisti che fanno le cose per partito preso, politici che magari non dicono, cioè sono, come si dice, ipocriti, dicono una cosa ma capisci bene che ne pensano un'altra, però devono stare lì, quella lì è la rotta che hanno tracciato, è la loro vita. Se io non mi muovo da lì, ho il mio pane quotidiano tutti i giorni, non infastidisco quello, non infastidisco l'altro. Ecco, io volevo dire una cosa. Allora, secondo me le argomentazioni per il sì del centrodestra, dal mio punto di vista, le ho trovate molto migliori e molto più giuste di quelle del no. Mi è capitato di seguire sia in televisione, sia alla radio, sia su Radio Radicale, Radio 24, quello che mi capita di ascoltare mentre lavoro, e vi dico la verità che quelli del no sono veramente patetici. Loro sono pessimisti sul futuro e argomentano sempre che è un attacco alla libertà e i giudici qui non bisogna, però alla fine quando vai alla sostanza non ce l'hanno, è solamente catastrofismo. Invece mi è capitato di ascoltare anche giudici o magistrati per il sì e sinceramente erano molto più convincenti. Dopo lì dipenderà dalla sensibilità degli italiani o dalla loro ignoranza, che magari non ascoltano bene le cose, però io sono più convinto che il sì è stato esposto meglio. Va bene, grazie Fabrizio. Adesso vi dico una cosa per conto mio, io sono assolutamente convinto che nel merito questa roba qua è da sì al 100%, ma a prescindere dalla destra, dalla sinistra, dagli schieramenti politici, perché semplicemente è una conseguenza di una riforma di un paio di riforme che abbiamo fatto negli anni, che sono la modifica del codice di procedura penale in senso accusatorio, che è un passaggio di civiltà secondo me, fuori dai dubbi, perché tra l'altro usciva dalla concezione della magistratura fascista. Questa è un'altra delle cose assurde, no? Abbiamo fatto il passo nell'89 e ne abbiamo fatto uno nel 99, mettendo in Costituzione una roba molto bella e molto giusta, cioè i principi cardine del giusto processo, articolo 111. Vanno andate a guardare i primi 2 commi dell'articolo 111 della Costituzione, sono commi che introducono principi semplicemente di civiltà, giudice terzo e le parti in parità, cosa che non esiste ovviamente, perché al di là di questo referendum poi c'è da realizzare il principio della parità fra le parti, perché quando io ho un avvocato deve essere pari al pubblico ministero per potermi difendere veramente. Finché il pubblico ministero, anche dopo il referendum, avrà questo straordinario potere superiore a qualsiasi avvocato difensore di qualunque imputato, non abbiamo la realizzazione della Costituzione. L'articolo 111 rimane non realizzato, cioè accusa e difesa sullo stesso piano davanti al giudice terzo. Però io confido, Nordio lo ha detto, che queste cose poi vengano affrontate, perché lo ha detto chiaramente Nordio, quindi mi dà fiducia da questo punto di vista. Se andiamo nel merito, secondo me non c'è dubbio. Ma qui il problema è quello che diceva prima anche Max, non è tanto la questione del merito, è la questione della lettura politica poi che si farà di tutta questa storia e che condurrà a esiti probabilmente sicuramente diversi da questa linearità logica che ci vorrebbe, no? Perché noi abbiamo dei principi giustissimi e anche questa modifica della Costituzione si muove lungo quei principi giustissimi. È ancora troppo timida perché affronta solo una parte, però intanto comincia a dare una legnata alle correnti della magistratura, che sono quello che Pannella definiva la cupola partitocratica, no? Applicata ai magistrati. Le correnti vanno stroncate perché sono un male enorme e questa cosa la affronta il referendum col sorteggio. Quindi già ci siamo, è un buon passo, indubitabilmente nel contenuto, secondo me. Io parlo a cuore aperto per quello che penso veramente. Però il problema è che poi verrà tutto passato dal tritacarne delle letture politiche e dei condizionamenti e delle ipocrisie e dei ricatti. È la sinistra che ha avuto buon gioco. Quando io parlo di mancanza di capacità di comunicare, perché mi dispero per il fatto che non sono capaci di andare sul concreto. Io pongo solo un paio di esempi, cioè mi sarebbe piaciuto sentire uno slogan. Intanto, ecco, signori, voi vedete tutti questi clandestini che escono perché c'è veramente
questi potrebbero violentare vostra figlia, potrebbero sgozzarvi quando siete per strada. Se ci continua a dire, ma no, non è un referendum punitivo, ma che c'entra? La cosa concreta, Benedetto, quello che non entra mai in un tribunale, sì, che certo. se ci entri non esci più. Allora, quello che non si sa, io non capisco perché non si dice, oggi è invalsa molto l'uso tra giornalisti di querelarsi, Travaglio, cioè quelli che vanno in piazza contro le querele temerarie sono gli stessi, Travaglio, che fanno querele a ritmo di migliaia con tanto di studi legali deputati ad hoc. Perché mi faccio le vacanze, perché mi faccio le puttane, perché mi faccio la macchina, eccetera. Questi dicono di difendere la libera informazione e gli stanno piantando un chiodo grosso così sulla bara. Detto questo, quello che non si sa è che quando arriva una querela per diffamazione giornalistica, così, il 99,99% ti arriva a casa un decreto penale di condanna. Il decreto penale di condanna è il modo per non fare il processo, cioè ti arriva la richiesta di pagare una somma, 200, 300 euro, 500 euro, e tu ti metti a posto con la giustizia. È una tassa. Al punto che nessuno, tantomeno il pubblico ministero, sa di quali cose tu vieni accusato in atti. Cioè, ti hanno querelato, pagami 300 euro e sei a posto. È una cosa antidemocratica, è una cosa vergognosa, la gente paga perché non vuole portarsi avanti un processo, è una cosa che rimane sul casellario giudiziario, va bene? E quindi ti intacca la fedina penale. Perché succede questo? Perché il PM delega la PG, la quale non fa nessuna indagine, il PM chiede il decreto penale, il GIP in automatico lo avalla, lo sancisce. Questo perché c'è ancora un legame troppo forte tra PM e GIP, tra accusatorio e giudicante. Il giudice è ancora sotto il PM, l'avvocato difensore non conta un cazzo. Esatto. Poi bisogna passare 3 anni a togliere questa a opporsi al decreto. Queste sono le cose concrete che investono il cittadino. Queste, e ci vogliono 2 minuti a spiegarle. E io mi dispero perché, come dici tu, le ragioni ci sono, però secondo me non escono. Certo, sì, hai anche ragione. Allora abbiamo 2 telefonate, poi però devo passare i messaggi, c'è un audiomessaggio di Walter, ci sono altri messaggi via WhatsApp, li leggiamo tutti, non preoccupatevi. E allora 2 chiamate. Lui, siamo veloci però, chiedo scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici in attesa. Pronto? Sì, buongiorno, sono Luca da Colico. Buongiorno Luca. Io vorrei che voi spiegaste perché il centrodestra non vuol vincere le prossime elezioni a Milano. Perché ci sono 2 ricette che posso dare. La prima è dare un candidato politico e non il solito tirato fuori dal mondo delle imprese. No, adesso mi pare che stia uscendo il nome del marito di Simona Ventura, Giovanni Terzi. Bene, io ho sentito anche un altro nome che potrei farvi ridere. Però vabbè, non lo dico, perché io il candidato ideale ce l'avrei, è Max Romeo. Max Romeo è un politico di cui uno sa benissimo cosa farebbe se facesse il sindaco di Milano, e non bisogna vergognarsi di essere un politico. No, ma per curiosità, Luca, chi era il nome che tieni oscuro, che tieni celato? L'imprenditore del panino giusto. Del panino giusto. Ah sì, avevo letto qualcosa anch'io, sì. La catena di locali si pesca a caso. Sì. Esatto. Perché non la Santanchè? Comunque, detto questo, il secondo elemento per cui si potrebbe vincere Antonio Civita, imprenditore romano da 27 anni a Milano. Dai, questi imprenditori. Sì, lui. Allora, pare che se non c'è un imprenditore non si può fare a Milano. Per cui si potrebbe vincere, e potrebbe vincere a mani basse il centrodestra, è semplicemente attaccando il centrosinistra sulla vicenda dell'urbanistica. Perché vi segnalo che la giunta di Sala per 12 anni non ha aggiornato i costi di costruzione, ok? Quando la norma lo prevede di farlo nei 2 anni, poi tu puoi anche aumentare o non aumentare, ma li devi aggiornare, non l'ha fatto per 12 anni. E così come un'altra domanda. Però scusami Luca, tu che sei attento osservatore avrai visto che lì il cosiddetto modello Milano sull'urbanistica l'hanno difeso tutti, da destra a sinistra. E come mai? Tu che sei un giornalista, voi che siete giornalisti, vi faccio una domanda che nessun giornalista ha fatto. Secondo voi, sta detto ci sono 150 cantieri abusivi, ok?
Vuol dire che, siccome sono tutti mobili di lusso, qualche imprenditore ci ha messo almeno 150 o 250 milioni di euro, ma anche forse 400 milioni di euro in quei cantieri, va bene? E secondo me un imprenditore così coglione che mette tutti quei soldi in un cantiere abusivo senza avere delle garanzie politiche che dopo questo abuso sarà sanato? Allora, perché la domanda che nessuno si fa a Milano è questa, e che nessun giornalista fa: chi ha dato le garanzie? Perché un imprenditore, anche se un truffaldino, anche se uno che lavora borderline, è un coglione che mette 10 milioni di euro in un cantiere abusivo senza avere la garanzia che qualcuno glielo sanerà. E perché nessuno fa questa domanda? no, vabbè, Me tutto lo a posto. rivolgo a voi giornalisti. Tu sì, tutto a posto, giornalisti o non giornalisti. Qua hai visto che la musica che si canta a Milano è che tutti sono d'accordo. Punto. Fine del discorso. Molto semplicemente. Ed è una cosa molto triste. Su questo argomento Però non c'è dubbio. potrebbe essere un argomento per vincere le elezioni. Ma come fai Io a la penso vincerle così. se te sostieni il contrario? Scusami, non puoi usare un argomento che non condividi. Cioè, se lo condividi lo usi, ma se non lo condividi e sei del parere opposto non lo usi. Però scusami, Allora, c'è un'altra poi c'è da dire telefonata. un'altra Luca, perdonami, c'è un'altra telefonata, se no andiamo alle calende greche qua, sono le 10:54. Pronto? Appunto, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Buongiorno. Cerco di far presto. Allora, ora la guerra in Iran, ora restano gli stati africani, ragazzi. È molto difficile capire, secondo me, o forse accettare, perché gli USA possono fare degli altri popoli quello che vogliono usando solo la forza militare. Secoli di guerre, mi sembra, eppure nessuno osa escluderli dalle Olimpiadi come ad ogni altra attività sportiva ed economica. Lo sta Il leggendo? mondo A me non ha pare. certo bisogno di morti e povertà. La Russia ha provocato la guerra con l'Ucraina per il Donbass e la Crimea, popoli russofoni sottomessi dai despota ucraini. Bene, diciamo che il compitino l'abbiamo fatto. Benissimo. E Ma l'abbiamo, dove andava a parare questa? e Non ho l'abbiamo capito, anche letto, no? Vabbè, per Max, sull'antiamericanismo degli ayatollah. ascolta, devo andare velocissimo. Abbiamo il nostro amico Walter, sentiamolo subito. Max, ciao Giulio. Io spero che le parole di Max non siano le parole di Cassandra. No, di Cassandra no, perché già me quella lo te l'ha stanno sempre dando detto. tutti. Spero che non siano le parole di Cassandra. L'altra cosa è questa. L'immagine della destra ce l'hai avuta nell'incontro che ha avuto la Meloni con Mattarella e con Garofano, come si chiamava? Quello che voleva dare la spallata al governo. Allora, un primo ministro italiano che si presenta e ha un funzionario che sa per certo che ha detto che bisogna dargli una spallata, come entra in quell'ufficio dovrebbe fissarlo negli occhi e dirle: lei è fuori, licenziato, vada fuori dei coglioni, perché lei non merita lo stipendio e il posto che sta occupando. Questo Sai cos'è vogliamo questo? noi. È una bustina. Adesso bla bla bla, chiacchiere e neanche il distintivo. Allora, benissimo, intanto devo passarti altri messaggi. Allora, ce n'è uno che è veramente molto argomentato, preciso, stimolante, interessante, intelligente. Ma vai a cagare, Max, scrive un ascoltatore. Te lo giro perché così eleviamo un attimo il discorso. Farei passare, scrive Lucio, la canzone degli Squallor mi ha rovinato il 68. E Calandrino? Si domanda un ascoltatore, che questo qui invece mi apre degli orizzonti psichiatrici che non conoscevo ancora. No, è Travaglio quando scriveva sulla Interessanti, Padania. no, ma infatti psichiatrici per quello, psicogiornalistici, perché Calandrino era lo pseudonimo di Travaglio quando scriveva giusto appunto sulla Padania. Quante mute delle pelli. Quando sì. scriveva sulla Padania libera. Marco di Agrate, dopo tutto questo pessimismo di stamattina, orca la madontina, ci starebbe bene la canzone per il premio Nobel per la pace dedicata a Berlusconi. Qua passiamo dagli Squallor alla, te la ricordi la canzone che avevano fatto per Berlusconi? Per la candidatura al premio Nobel per la pace. Dopodiché sono tutti fuori ancora in Parlamento, i primi 3, Draghi, Speranza, Conte. Scrive l'ascoltatore che ci ha mandato il frame prima, il filmato di Conte, no? che annunciava il lockdown. Buongiorno a tutti, ho un sogno, Paolo da Valenza, tale resterà. Quanto mi piacerebbe sentire un confronto a 360 gradi del Papa Telese, Luca Telese. Pensa un po', caro non Max. accetterei mai perché non
I miei standard sono di dignità, soprattutto sono un pochino più ambiziosi. Caro Max, scrive comunque Paolo, sei quanto più vicino possibile al mio pensiero, tanta salute a tutti. Enzo, buongiorno. Per me Papa da una parte e Travaglio dall'altra sono la stessa cosa, emanano onde hertziane negative. Papa sarei io? Papa no, Papa quello con la P maiuscola e basta senza del. Credo il Papa di Roma, il Papa del Vaticano, presumo. Ma quello lì non conta niente, quello lì. Ma qualcosa di buono c'è, scrive Enzo. Il referendum vincerà perché gli italiani sono idioti ma non fessi. Dopodiché abbiamo 13 secondi di audiomessaggio. Andiamo. Caro Max, questa volta non mi trovi d'accordo, sono Pietro. E vincere al 55% non vuol dire è come aver perso. Anche a vincere al 51% è sempre una vittoria, giusto? Ciao. Ci rinuncio. Allora, 22 secondi, altro audiomessaggio. Ciao Giulio. Ciao Max. La cosa più bella è un articolo apparso l'altro ieri, dove in un tribunale italiano il pubblico ministero e il giudice erano fratelli. Cioè, erano anche fratelli. Pensa a te che cazzo di giudizio erano questi. No, state bene. Molto bene. Queste sono le cose da tirar fuori. Però... Dopodiché abbiamo Meloni la piaciona totale, scrive Maurizio. Però nota una cosa, Giulio, quelli che poi mi mandano a cagare, vabbè, ci sta, per carità. Però per confutare quello che dico, se la cavano con i calembur, i meme, le scherzi, cioè non sono molto seri nelle loro controargomentazioni. La buttano più in scaramanzia, capito? Oppure vai a cagare. Vabbè, questo ci sta pure. Allora, è un invito che accolgo sempre volentieri, se no sarei già morto. Beh, certo, sì, in effetti. Comunque, Max, noi a siamo... Milano non lo vuole vincere la destra il coso, perché è una gatta da pelare troppo grossa. Ascolta, gli affari corrono lo stesso. Io avrei voluto parlare, ma non ce la facciamo più, di questo bellissimo pezzo che è scritto sul tuo Substack sul codice Da Vinci, che non è Leonardo, come dicevo prima, ma Sal Da Vinci. Hai scritto un pezzo meraviglioso. No, un pezzo bellissimo, da gustarselo tutto, proprio che leggendo te la godi. Però invito a leggerselo gli ascoltatori e le ascoltatrici sul Substack di anche Max. Iscriversi, perché io qua devo anche adesso è tutto ancora gratuito eccetera, però devo anche cercare di rendermi autonomo sempre più, tanto non duro. Poi ci sono un'altra serie di formidabili pezzi su nicolaporro.it. Quello sulle donne siano sottomesse all'uomo è fantastico, perché questo lo pensano i giovani italici. Dopodiché tu commenti qua il pensiero woke, correttismo eccetera e l'islamismo hanno già vinto, perché se i giovani comunque pensano che le donne devono essere sottomesse all'uomo, a posto siamo. Però il codice Da Vinci è un pezzo meraviglioso, è il pezzo del mese secondo me, bellissimo, con un linguaggio pure paranapolitano che è meraviglioso. Ma lì c'è una citazione da un ragazzo e una ragazza in Jerry Calà, te lo ricordi quando lui va a trovare lei? Hai voglia? No? Mentre invece il tassista che gli corre dietro per menaglie. Ascolta, mi ha rovinato il 68. Ascolta, mi ha rovinato il 68. Ma cosa ho detto? Lui era in buona fede. Bellissima, bellissima. Allora ci lasciamo con gli Squallor. Mi ha rovinato il 68. Pandemonium Tour, ne parliamo la prossima volta. Dopo la sigla? Sì, dopo la sigla. Prima la sigla e poi gli Squallor. Ciao Max, grazie a tutti. Ciao. Avete ascoltato Auto da Fè. Jean-Pierre? Domani compio 40 anni e la cambiale dei ricordi mi riporta al 68, quando ero amico di Capanna